Cyberattacco dei medici alla regione, basta nascondersi dietro al numero chiuso in medicina, non si è investito su specializzazioni e programmazione. Dalla stazione di Mestre la manifestazione per chiedere il cessato il fuoco tra Israele e Hamas, fermiamo la violenza, riprendiamo la pace, quasi 1 migliaio in strada. Dopo la sospensione inevitabile vicina alla fine del rapporto lavorativo tra ICFARM e la professoressa autrice del post antisemita che ha scatenato la polemica a Roncade, attacchi social alla donna e alla scuola. Ennesima vittima sul lavoro in Veneto, 47enne artigiano veronese muore dopo alcune ore in ospedale. Intanto nel Trevigiano il report delle vittime 2023 da brividi, quasi triplicate in un anno. Al volante di un autocarro con un tasso alcolemico 4 volte sopra il consentito, camionista indiano fermato nel Vicentino, il mezzo era sovraccarico e pericoloso. Finte vaccinazioni per avere il Green Pass, la cantante vicentina Madame, la tennista Camilla Giorgi restano in attesa del rinvio a giudizio, la dottoressa coinvolta invece chiede di patteggiare. Il fascino evocativo dei treni e delle ferrovie, il loro significato e ruolo sociale, storico ed economico. A Romano De Zelino una mostra particolare dedicata agli appassionati delle locomotive. TG del Veneto, buonasera, ben ritrovati. Partiamo con l'emergenza sanità, il taglio alla pensione dei sanitari allo studio nella manovra sul tavolo del governo potrebbe far allontanare dalle corsie 500 medici in Veneto. L'allarme arriva dai segretari della FIMGE e Assomed che da Padova lanciano un duro attacco alla programmazione regionale. 500 medici solo in Veneto pronti a chiedere la pensione con una domanda da fare entro il 30 novembre per evitare i tagli previsti dalla manovra del governo. Sono i numeri di una fuga, forse già inarrestabile, che porterà il 5 dicembre i medici ospedalieri a scioperare per difendere diritti che ritenevano acquisiti. A lanciare l'allarme dalla sede dell'Ordine dei Medici di Padova, Domenico Crisarà e Adriano Benazzato. I numeri certi non li conosciamo, sappiamo che potrebbero essere un 500 nel Veneto. Già noi siamo molto tirati perché in servizio ci sono circa circa 7.800 medici negli ospedali del Veneto, 500 medici in meno sarebbero un numero francamente molto preoccupante. Sono l'ultimo duro colpo per il sistema sanitario nazionale che sconta la mancata programmazione da parte delle regioni. Basta, puntualizzano i sanitari, puntare il dito contro il numero chiuso delle facoltà di medicina. E che l'Italia continua ad essere ai livelli più alti in tutte le società europee ed extraeuropee, ai livelli più alti del rapporto medici per popolazione assistita. Il problema vero è che sono mancati per i tagli che sono stati fatti alle borse di studio in specialità e per non aver mai investito realmente sui medici di medicina generale, mancano gli specialisti. Medici ne abbiamo a più che sufficienza. Un esempio per il Veneto arriva dalla medicina di famiglia, con la regione fanalino di coda nell'assegnazione delle borse di studio per la formazione dei professionisti e con un numero di medici ospedalieri per abitante inferiore a quello di regioni meno popolose come la Toscana. Non vale l'alibi di Roma, perché la programmazione per i medici di medicina generale è affidata alle regioni da sempre. Quindi che ognuno guardi a casa sua e rifletta sul perché si è in questa situazione. E sui medici ospedalieri? I medici dal 2011, vi ho dato i dati, sono sempre stati intorno ai 7.800. I medici ospedalieri, a tempo ovviamente indeterminato negli ospedali. Per cui sempre quelli erano. La dotazione della Toscana, che ha 3.700.000 abitanti, ha 1.000 medici in più, cioè stiamo parlando di 8.700 medici. Il numero che negli anni è aumentato perché hanno fatto le assunzioni e da noi non hanno fatto le assunzioni. Quindi paghiamo questo prezzo. Nel veneziano ora Mestre, dove per noi c'è Filippo Fois, in diretta alla manifestazione di pace per chiedere il cessate il fuoco tra Israele ed Hamas. Lo vedo camminare. Buonasera Filippo. Buonasera Anna, buonasera ai telespettatori di Antenna 3. Siamo alla testa del corteo che è partito dalla stazione di Mestre, sta percorrendo via Piave e terminerà il suo percorso in piazza Ferretto. Alle mie spalle vedete proprio la testa del corteo nel quale si vedono le bandiere di Israele e della Palestina, una accanto all'altra, poi ci sono le bandiere dell'ONU e la bandiera della non violenza. Io sono in compagnia di Roberto Caligaris, che è il presidente dell'ANPI di Mestre.
Sono 40 le associazioni che hanno... Noi ci fermiamo un attimo così facciamo vedere anche quanta gente c'è, perché in effetti diciamo che la partecipazione, Caligari guardi qui verso la Camera, è stata veramente ampia, cioè stiamo parlando di quasi 1 migliaio di persone. Penso di sì, e penso che molte altre se ne aggregheranno adesso durante il percorso del corteo. È una bellissima risposta popolare della nostra città, che ha compreso, come tanta parte dell'opinione pubblica nazionale ed internazionale sta comprendendo, che di fronte agli orrori che ogni giorno, ogni ora, ogni minuto ci entrano nelle case attraverso le immagini dei media, non è il caso, anzi è assolutamente sbagliato pensare di salire in curva e mettersi a fare il tifo per l'uno piuttosto che per l'altra parte in conflitto. È il momento invece di chiedere con forza, con grandissima forza, un cessate il fuoco, l'apertura di trattative per individuare una soluzione politica che in questo momento è molto difficile, ma va assolutamente perseguita, con tutto il pessimismo dell'intelligenza, si direbbe, ma anche con tutto l'ottimismo della volontà. Perché sono una quarantina di associazioni che hanno aderito, più tanti cittadini di estrazione diversa, poi, per cui diciamo che è una richiesta trasversale. Assolutamente sì, e questa è la forza di questa manifestazione, che è stata organizzata proprio partendo dalla rete Pace e Disarmo, dal coordinamento cittadino In Marcia per la Pace, ma ci sono anche tantissime associazioni, compresa l'ANPI di cui faccio parte io, i sindacati, associazioni civiche, tantissimi cittadini. È veramente una bella risposta, proprio ci voleva. Roberto Caligaris, vi ricordo il presidente dell'ANPI di Mestre. Vedete, noi ci siamo fermati per un istante, continuano ad arrivare persone, noi da qui non vediamo la fine del corteo, per cui possiamo dire che almeno il 1 migliaio di persone è stato raggiunto, per cui si tratta di una manifestazione molto partecipata. Anna, io ti restituirei la linea. Grazie al nostro Filippo Fois che sta seguendo per noi in diretta questa marcia per la pace. Intanto si va verso il licenziamento della professoressa che ad ICFARM, scuola di Roncade, ha inneggiato a Hitler sui social network. A Roncade non c'è spazio per l'odio, fanno sapere dal comune. Diciamo che la situazione viene tenuta sotto controllo, c'è il confronto anche con i carabinieri e con la questura, e se devono essere attivati delle azioni e degli interventi saranno immediatamente posti in essere. Conferma l'attenzione delle forze dell'ordine sul sito di ICFARM la sindaca di Roncade Pieranna Zottarelli, che sul punto si è confrontata anche con la prefettura di Treviso. Del resto il caso della docente libanese che ha inneggiato a Hitler ha fatto il giro non solo d'Italia, scatenando l'odio anche nei confronti della dirigenza del campus. Decine di messaggi infuocati sono comparsi sulle pagine social, leoni da tastiero che altro, che hanno messo nel mirino anche ICFARM, che pure ha sospeso la professoressa non appena venuta a conoscenza di quella storia prima pubblicata e poi rimossa da Instagram. Andate all'inferno, Hitler aveva ragione su di voi ebrei, la frase che faceva riferimento al conflitto tra Israele e Hamas e per la quale l'insegnante si è poi scusata giustificando un coinvolgimento emotivo. Il destino di Hanan e Hamoud però sembra segnato. L'attuale sospensione sarebbe solo il primo passo per la fine del rapporto di lavoro e a poco servirebbero le scuse. Il licenziamento è quindi imminente. Dobbiamo anche essere netti su una questione, e cioè la frase scritta è aberrante e quando è pronunciata da un insegnante ha un ulteriore valore, e quindi diciamo che aggiunge anche una questione morale e intellettuale che non va sottovalutata. La stessa comunità roncadese, per bocca dei suoi amministratori, ribadisce un concetto. A Roncade non c'è spazio per l'odio, e quindi quando questo si evidenzia anche in forme, si palesa in forme così grave, è bene assolutamente stopparlo nell'immediato. Ancora un incidente nei luoghi di lavoro. Siamo a Verona, è morto dopo alcune ore di ricovero all'ospedale il 47enne artigiano di Monteforte d'Alpone, Antonio Brandiele, nuova vittima del lavoro in Veneto e nella sempre più martoriata provincia scaligera. L'uomo è precipitato da quasi 6 metri in un cantiere a San Bonifacio, dove è in costruzione un centro direzionale commerciale. Stando alla ricostruzione di Carabinieri Spisali, il 47enne e un suo collaboratore erano arrivati per misurare le dimensioni di alcune bocche di lupo sul lato del capannone, per le quali avrebbero
dovuto realizzare le griglie di protezione. Per cause da accertare, Brandiele è precipitato proprio da una delle bocche di lupo che sono poste al piano rialzato, impattando violentemente al suolo. L'allarme è stato dato dal collega e le condizioni dell'artigiano però erano apparse fin da subito gravissime. Stabilizzato, è stato portato in ospedale dove è spirato in tarda serata. E i numeri impressionanti dei decessi nei luoghi di lavoro li ha raccolti la CGIL di Treviso con i dati e le denunce degli infortuni del patronato Inca, quasi triplicate in un anno i decessi. Noi di rincorrere questo problema ci siamo un po' stancati, noi vorremmo risolverlo questo problema, perché ricordo a tutti che al di là dei numeri e delle statistiche stiamo parlando di persone, di lavoratori e lavoratrici che sono uscite la mattina e non sono tornate a casa la sera. Questo è. Se non colpisce questo, io sinceramente rimango allibito. Andrea Toffoli aveva 48 anni quando la sua vita si è fermata, il suo corpo travolto dalla sponda di un camion. Era il 30 settembre 2023. Marco Bettolini di anni ne aveva 46, era il 14 settembre quando è morto annegato nel tentativo di salvare un collega in difficoltà per aver inalato i gas della cisterna. Ci sono le battaglie di mogli e mariti per avere giustizia e poi le denunce tantissime dei lavoratori. I dati sono quelli dell'INAIL. A settembre abbiamo già superato il numero dei morti che abbiamo avuto sul luogo di lavoro, in occasione di lavoro, in tutto il 2022. Quindi il problema è significativo anche perché Treviso, in qualche modo, questo territorio scala le classifiche, le peggiori classifiche scalabili in questo caso. Già 10 morti in quest'ultimo anno, lo scorso anno erano stati 4, impennata anche nelle denunce di infortuni passate da 89 a 153. Abbiamo avuto un aumento di oltre il 70% degli infortuni denunciati e quindi gestiti dal patronato Inca di Treviso per i lavoratori che si sono rivolti nelle nostre sedi e un importante aumento anche delle denunce di malattie professionali. Tra le malattie professionali più denunciate, il 77,8% sono malattie al sistema osteomuscolare. Treviso è stato il primo patronato ad ottenere il riconoscimento di un infortunio sul lavoro ad un lavoratore in smart working, una donna scivolata dalle scale mentre era al telefono per lavoro con cellulare aziendale. Nella Marca operano 18 ispettori Spisa a fronte di un fabbisogno di almeno 32. Un segno, questi numeri, rileva il segretario del sindacato Mauro Visentin, della consapevolezza dei lavoratori dei loro diritti, anche quelli della salute. Non è il quadro del 100%, è il quadro di chi ha questa consapevolezza e se questa consapevolezza cresce ci dà anche la possibilità di capire dove intervenire per migliorare anche le competenze, per migliorare anche le modalità in cui si sta nei posti di lavoro. Tragedia ieri sera in via Agordo a Belluno, una donna di 73 anni è stata investita mentre cercava di attraversare la strada, siamo sulle strisce pedonali, nonostante i soccorsi tempestivi l'anziana purtroppo è morta al pronto soccorso. C'era buio a quell'ora e la strada, ancorché regionale, non sufficientemente illuminata dai lampioni. Zaira Bogo, 73 anni, stava cercando di attraversare in prossimità delle strisce pedonali all'altezza del bar-ristorante Carpenne quando è stata centrata da una Panda guidata da un uomo di Sedico. L'automobilista si è subito fermato per prestarle soccorso, richiedendo l'intervento dell'ambulanza del 118. Ai sanitari giunti in via Agordo la situazione è parsa gravissima. Zaira Bogo è giunta in condizioni disperate al pronto soccorso del San Martino, dove è morta in conseguenza dei traumi riportati nell'impatto. I rilievi di legge sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale che hanno anche regolato il traffico e lavorato fino alle 21:30 per raccogliere ogni elemento utile a ricostruire la dinamica dell'incidente. E invece è durata 4 giorni l'agonia per Ombretta Boselli, la sacrestana di Pedavena, investita lunedì sera mentre andava a sistemare la chiesa. La donna si è spenta ieri al Santa Maria del Prato. Ad investirla un compaesano quarantenne alla guida di un furgone. La donna era conosciutissima a Pedavena anche per il suo impegno di catechista. Siamo a Montecchio Maggiore, scoperto ubriaco al volante di un autocarro sovraccarico per l'uomo che aveva un tasso alcolemico di 4 volte rispetto alla soglia consentita. Sono scattate multa, denuncia e ritiro della patente.
Era alla guida di un autocarro sovraccarico con un tasso alcolemico di 4 volte il limite massimo previsto dalle norme. Fermato dalla polizia locale dei Castelli, per il conducente è scattata la denuncia per l'ipotesi di reato di guida in stato di ebbrezza e una multa di quasi 1.000 euro. Una pattuglia impegnata nel controllo della circolazione stradale a Montecchiomaggiore ha fermato un furgone che stava procedendo in direzione nord. L'uomo al volante, straniero di 51 anni, mostrava chiari sintomi connessi all'assunzione di bevande alcoliche. Un sospetto confermato poi dall'alcol test. La prova dell'etilometro ha infatti evidenziato un valore pari a circa 4 volte il tasso massimo consentito dalla legge per la guida dei veicoli. Oltre a ciò, gli agenti hanno sottoposto alla pesatura il mezzo con cui il 51enne stava trasportando molti pacchi di volantini pubblicitari, rilevando un sovraccarico di circa il 210%, con un peso totale pari a oltre il doppio della massa del mezzo. Di quello che è accaduto appunto di questo camionista che aveva tasso alcolico altissimo, un carico che era quasi il doppio del consentito, era una situazione veramente di grande pericolosità. Quindi un plauso alle forze dell'ordine, in particolare alle nostre forze dell'ordine, la Polizia dei Castelli. Oltre alla denuncia, al conducente è stata ritirata la patente per la successiva sospensione. Le sanzioni amministrative per il carico eccessivo invece ammontano a 950 euro. Rapina in pieno giorno a Mogliano Veneto, la vittima è un uomo di 77 anni, lo abbiamo intervistato. Appena uscito dalla banca si sono avvicinati 2 persone, uno in bicicletta e uno a piedi, 20 metri più avanti, uno mi ha spinto, mi ha strattonato e mi ha preso il portafoglio. Ecco, quindi l'hanno colpita alle spalle, l'hanno spinto? Mi hanno spinto. Con ogni probabilità i 2 malviventi che hanno aggredito Walter Visentin, 77 anni, lo stavano osservando già da qualche minuto. La rapina in pieno centro e in pieno giorno a Mogliano Veneto, poco dopo mezzogiorno in via 4 novembre, a pochi passi dal bancomat dell'Intesa San Paolo, dove l'uomo aveva appena effettuato un versamento. Il 77enne è diretto in posta e ha il portafoglio in mano, all'interno qualche decina di euro. Pessima mania di tenerlo in mano invece di metterlo in tasca, hai capito? Quello a piedi mi ha spinto, ho passato i soldi all'altro, il portafoglio, e basta, e sono spariti via verso. Visentin, nel cadere a terra, ha però la prontezza di mettere le mani avanti e rialzarsi quasi subito. È lui stesso a recuperare il portafogli inesorabilmente vuoto nei pressi dell'ufficio postale. A fare male però è anche un'altra circostanza. Sono rimasto da solo, sarà passato 1 o 2 macchine, ma sono andate via dritte, uno in bicicletta che mi ha guardato e basta. Quindi lei era a terra, ma nessuno? Ero a terra e basta. Perciò, così è la vita, tutti saranno per i cavoli suoi e se vedono uno così non gli interessa. Sull'episodio indagano i carabinieri e non si tratta di un fatto isolato. Un'altra persona è stata derubata in un bancomat del centro poco più di una settimana fa. Per Walter e la moglie Claudia non è la prima volta. 2020 in casa non hanno portato via niente, però ci hanno rovesciato anche l'anima. Tutto. Ancora adesso quando apro la porta ho sempre la sensazione che sia tutto a suo quadro. Fase vaccinazioni per il Green Pass, all'udienza preliminare la dottoressa Daniela Grillone Teciociu, segnalata dall'ASL per il numero sospetto di vaccinazioni formalmente eseguite, ha chiesto con il marito il patteggiamento per ottenere lo scontro di 1/3 della pena. Restano invece ancora in attesa del rinvio a giudizio le 21 persone accusate di falso ideologico, tra cui la cantante vicentina Madame e la tennista Camila Giorgi. La prima udienza del dibattimento è attesa entro la fine dell'anno. Andiamo a Romano de Zelino, una mostra per vivere e toccare con mano il fascino dei treni storici. Notizia da telegrafare a tutti: a Romano de Zelino è arrivato il treno.
Il fascino evocativo dei treni e delle ferrovie, il loro significato e il ruolo sociale, storico ed economico sono al centro di un'esposizione tematica ospitata alla Fornace Panizzon di Romano De Zelino fino a domenica 26 novembre. L'obiettivo è di far conoscere e amare il treno a partire dalla sua storia in un percorso espositivo organizzato come un racconto con oggetti, cimeli storici, diorami e plastici ferroviari, vecchi documenti e stampe d'epoca. Tanti anni fa, durante la Grande Guerra, una piccola ferrovia Decauville portatile trasportava i militari verso le nostre montagne, verso il Grappa, da Bassano fino a Crespano, passando proprio per Romano e la Valle Santa Felicita. Una mostra impreziosita da un cimelio storico rarissimo. È il cimelio dei cimeli, il santo graal delle nostre ferrovie italiane, è un frammento di rotaia prestatoci dal Museo Ferroviario di Signia in provincia di Firenze, che racconta la storia della prima ferrovia italiana voluta da Ferdinando Re di Borbone. Attraverso le vicende di nascita e sviluppo della ferrovia, i visitatori potranno ripercorrere un viaggio immaginario nella storia e nel progresso italiano, e a questo viaggio hanno voluto prendere parte tantissime scolaresche con un concorso su misura proprio per gli studenti. A questa meravigliosa mostra è abbinato un concorso rivolto ai ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado, ai quali sarà chiesto attraverso la loro fantasia di proporre degli elaborati che rivisitino proprio la storia della ferrovie dal Rinascimento ad oggi. Questa mostra ha coinvolto così tante persone che ci hanno proprio suggerito il tema al concorso scolastico. Il treno unisce l'Italia e gli italiani, non solo nella geografia, ma soprattutto nella cosa più bella, nel sociale. Dunque, per salire in carrozza c'è tempo fino al 26 novembre, prima che il treno riparta da Romano. Ci fermiamo, è tutto per questa edizione del Telegiornale del Veneto. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Dopo di noi TG Venezia. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Benvenuti al Meteo, previsioni per sabato 11 novembre. Sul Veneto tempo stabile con cielo sereno o poco nuvoloso, possibili foschie e nebbie nelle prime ore della giornata. Non sono attese precipitazioni, salvo qualche nevicata sui rilievi. Temperature minime tra i 3 e i 7 gradi, massime stazionarie sugli 11-14 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia, giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso o variabile. Possibili peggioramenti a partire dal pomeriggio con qualche locale rovescio anche a carattere temporalesco. Temperature minime tra i 6 e i 10 gradi, massime comprese tra i 12 e i 15 gradi. Sul Trentino Alto Adige, tempo in prevalenza soleggiato con rinforzo dei venti da nord-ovest, specie in quota. Non sono attese precipitazioni. Temperature minime intorno ai 2 gradi, massime tra gli 11 e i 14 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.